Mister Zanirato, benvenuto a Montebello, risultato che non lascia repliche, cosa si porta comunque a casa da questa partita? Posso dire che sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, perché in una situazione di emergenza sono riusciti a venire con una delle squadre che sta abbastanza uccidendo il campionato a fare una prestazione discreta fino nel primo tempo. Poi nel secondo tempo un po' la stanchezza, un po' la maggiore intensità da parte della squadra avversaria ha portato a un risultato molto negativo che ci farà riflettere in settimana. I risultati però sono un po' altalenanti per questo Lusia, c'è anche il campo che può dare un po' di difficoltà? Il campo può essere un fattore perché noi siamo abituati a giocare in una palestra abbastanza piccola e nei campi grandi facciamo fatica ad esprimere il nostro gioco e a far girare molto bene la palla. Forse le doti tecniche non sono ancora così eccelse per permetterci di dare continuità ai risultati. Come si riparte lunedì? Lunedì si parla con la squadra, si cerca di recuperare qualche giocatore infortunato perché siamo arrivati in una situazione abbastanza critica e abbiamo 3 o 4 infortunati e speriamo di ripartire dall'antenore e avere una prestazione più confortante rispetto a questa serata. Che cosa ne pensi della Leonicena, visto che appunto venerdì affronterete l'Antenore? Leonicena l'ho trovato una società molto organizzata che ha idee chiare in campo e soprattutto tutti sanno cosa fare. Spero che continuerà a lottare per il campionato fino alla fine e avendo lo scontro diretto in casa può fare una sorpresa anche all'Antenore. Mister Tregnago, Montebello regge ancora, un'altra vittoria. La squadra è stata un po' più tonica stasera rispetto a venerdì, cosa ne pensi? Sì, stasera fortunatamente siamo entrati subito col piede giusto. È difficile anche commentare una partita così, 15-0. Primo tempo finito su 6 o 7-0, cioè partita mai in discussione, ma sono proprio contento perché stasera ho proprio visto la mia squadra che è tornata. Siamo tonici, siamo molto freschi e soprattutto tutti, dal primo all'ultimo, hanno dato il proprio contributo, anche chi gioca meno si è fatto trovare pronto e questo è importante per il proseguo della stagione. Nonostante il risultato rotondo ci sono stati dei begli interventi anche dei portieri. Cosa ne pensi? Sì, a livello portieri abbiamo 4 portieri, se la gioca chi sta meglio, sicuramente abbiamo dei portieri di categoria superiore e è molto più difficile giocare nella nostra squadra dove magari arrivano 3 tiri in una partita che non in squadre che subiscono 20-30 tiri a partita, perché bisogna essere sempre concentrati e si vede che i nostri sono di categoria superiore e rispondono sempre presenti. Insomma. Mecenero sta tornando ai suoi livelli. Sì, Mecenero è inutile, lui se ha voglia, o meglio se c'è quella testa, è un giocatore che fa la differenza. E il problema è quando ha le giornate con la testa sulle nuvole che allora diventa un peso per la squadra, però ultimamente anche l'allenamento lo vedo concentrato, con voglia e infatti stasera è un giocatore di un altro pianeta. La settimana prossima, sempre in casa, arriva in San Precario. Ci aspettiamo più pullman a seguire la squadra ed è una squadra che non perde da almeno un mese. Come si affronta una squadra così? San Precario è cresciuto molto, la classifica e i risultati dell'ultimo mese lo dimostrano. È un avversario che dobbiamo prendere con le pinze, non guardare la classifica, ma affrontarlo a testa bassa, alzando il ritmo e in casa nostra con un campo grande dove siamo anche abituati a giocare, non possiamo farci sfuggire i 3 punti, questo è più poco ma sicuro.